Una grande battaglia di civiltà giuridica, intrapresa dall'Unione delle Camere Penali Italiane e del Veneto. Sono state raccolte le firme per un disegno di legge popolare per la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. Noi come Consiglio regionale sposiamo questo principio e faremo prestissimo una mozione perché il Parlamento iscriva questa legge il primo possibile, una legge a favore di tutti i cittadini. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri garantisce il giusto processo e è una battaglia di civiltà ed è la garanzia che questa partita del processo venga veramente giocata in modo da garantire un verdetto giusto ed equo per l'imputato e a garanzia di tutta la comunità. Abbiamo finalmente dato attuazione al disposto dell'articolo 111 della Costituzione. Separeremo, auspico io come rappresentante, come tesoriere dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che finalmente si addivenga alla separazione delle carriere tra magistrati, requirenti e giudicanti. Abbiamo raggiunto il quorum, ma ancora è possibile, almeno fino alla fine del mese di ottobre, raccogliere firme per la separazione delle carriere per dare, come dire, attuazione a questo importante traguardo, a queste battaglie di civiltà.